Buongiorno da Rovigo, la sezione AIGA, Associazione Italiana Giovani Avvocati di Rovigo, ha organizzato un evento presso la casa circondariale. L'evento aveva come focus la realtà carceraria in Italia e includeva la presentazione del libro bianco delle carceri, redatto dall'AIGA e risultato di numerose visite nelle carceri italiane. Durante l'incontro sono stati discussi la gravità della situazione carceraria attuale, le pene sostitutive e le misure alternative alla detenzione. L'occasione è stata anche di chiedere agli iscritti AIGA altri argomenti come intelligenza artificiale, il ruolo dell'avvocato e le varie modifiche che si stanno facendo nell'ordinamento legislativo. Moderatore dell'incontro Giuseppe Tessarin. Oggi affronteremo quindi il tema della realtà carceraria, che è particolarmente grave ad oggi in Italia, e parleremo anche di quelle che sono i sistemi per non entrare in carcere, diciamo così, quindi pene sostitutive e misure alternative. E quindi abbiamo poi come relatori un giudice del Tribunale di Rovigo e un magistrato di sorveglianza che si occupa appunto delle misure alternative. Ecco, il ruolo dell'avvocato in questo momento com'è? Il ruolo dell'avvocato è fondamentale perché deve essere certamente di aiuto, di aiuto alla magistratura proprio per predisporre sia il processo ma anche tutti gli incartamenti successivi, proprio perché si possa evitare la detenzione quando non è necessaria, e questo per dare piena esecuzione all'articolo 27 della Costituzione, che dice che la pena deve tendere prima di tutto alla rieducazione e non deve essere esclusivamente punitiva, come si può correre il rischio. Cosa rappresenta AIGA? La nostra associazione copre dai praticanti fino ai colleghi che ne abbiano compiuto i 45 anni d'età. Siamo un'associazione in realtà maggiormente rappresentativa in tutta Italia, siamo attorno a decine di migliaia di soci e abbiamo l'unicità, diciamo, di essere presenti con una sezione nel 99,9% dei fori d'Italia. Quindi, come dimostra l'evento di oggi, riusciamo a cogliere tutte le varietà, le differenze, le peculiarità territoriali con la nostra diramazione. Ecco, il ruolo dell'avvocato in questo momento è anche in funzione delle variazioni che devono essere fatte all'ordinamento. Il ruolo dell'avvocato è un ruolo fondamentale. L'avvocato fa sempre da tramite tra la giustizia, tra la macchina giustizia dei tribunali e il cittadino. Il cittadino non si rivolge da solo al tribunale, allo Stato, ma si rivolge all'avvocato. È un ruolo delicato, è un ruolo difficile, è un ruolo la cui importanza ogni tanto viene dimenticata, ma che noi di AIGA non tralasciamo mai. AIGA presenta oggi tra l'altro il libro bianco delle carceri, libro curato da ONAC. Che cos'è ONAC? L'ONAC è l'Osservatorio Nazionale AIGA sulle carceri, nato nel precedente mandato e che ha realizzato nel precedente mandato il libro bianco sulle carceri, che è una mappatura di quella che è la situazione del stato dell'arte delle carceri e, diciamo, l'idea di dare qualche proposta e qualche contributo propositivo. Quindi l'incontro di oggi è per fare un attimo il punto della situazione attuale, cosa si è fatto, cosa si può fare per migliorare lo stato attuale delle carceri in Italia. Questo libro bianco, cos'è che la cosa che più salta agli occhi e qual è il problema più importante che avete riscontrato voi? Il libro bianco tratta quello che è l'emergenza carceri. In realtà purtroppo il carcere è sempre associato alla parola emergenza, c'è sempre l'emergenza carceri. Il libro bianco ha provato anche a individuare dei numeri e, partendo dai numeri, che si possono poi cercare delle soluzioni per rimediare a quello che è un problema che riguarda l'intera società, perché il tema carceri non è solo un problema dell'avvocatura ma è un problema della società in generale. Intelligenza artificiale, quanto vi può aiutare? Allora, l'intelligenza artificiale è un tema che stiamo molto affrontando anche a livello nazionale con l'associazione, e diciamo che la stiamo approcciando dai vari punti di vista e stiamo cercando di capire sia quali possono essere i vantaggi che potrebbe portare, ma anche gli svantaggi, e quindi cercare di poterla utilizzare a nostro favore senza che possa compromettere i diritti più importanti, quale la dignità della persona, che potrebbe essere messa un po' in disparte, ma siamo certi che con il corretto approccio possa portare comunque dei vantaggi senza sminuire questi valori costituzionali. Lei segue per AIGA la situazione penale. Com'è?
la situazione in questo momento? Sì, nella Giunta nazionale appunto affrontiamo molteplici tematiche, in particolare io sono la referente del Dipartimento di Giustizia Penale e sotto il profilo del diritto penitenziario, che è un po' quello che trattiamo oggi nel convegno, la Giunta anche poc'anzi ha recentemente esaminato e approfondito le proposte di legge che sono sottoposte al vaglio della Commissione Giustizia. In particolare è stata anche esaminata la proposta Giacchetti e la Giunta ha evidenziato anche alcune criticità formulando delle istanze di emendamenti, questo per dare un po' la misura insomma di quella che è l'attività della Giunta Nazionale AIGA anche in termini proprio di politica forense stretta e quindi di esame delle varie proposte dei disegni di legge di riforma. E quali sarebbero le criticità in particolare? In particolare AIGA ha ritenuto necessario evidenziare una discrasia nella proposta Giacchetti, che intende attribuire la facoltà e il potere di applicare la liberazione anticipata in capo al direttore della struttura carceraria, sottraendolo alla competenza che è quella attuale del magistrato di sorveglianza. Ecco, noi riteniamo invece che sia un compito talmente delicato che solo un'autorità giurisdizionale vera e propria può esercitare, quindi chiediamo che rimanga incardinato nella competenza del magistrato di sorveglianza. Siete riusciti a superare anche il baronato che nel vostro settore decisamente vive ancora? Allora, superare è una parola molto grande, diciamo che l'attività che svolge AIGA è diretta in questo senso e noi giovani ci facciamo spazio insomma come possiamo e come riusciamo.